Cari telespettatori, siamo con Gian Michele Passarini, presidente della CIA del Veneto. Parliamo di agricoltura, parliamo di PAC e di tagli e finanziamenti? Non è una buona cosa? No, purtroppo no, è una cosa che ci aspettavamo, ma ci ha lasciato anche un po' delusi rispetto a quello che era ad esempio un piano Hansen che ci aveva detto che avrebbe rimesso al centro quella che era l'agricoltura in Europa. Però siamo sul pezzo, abbiamo detto anche a Roma ai nostri vertici che dobbiamo stare attenti, dobbiamo presidiare, qualora avvertissimo che non c'è una volontà di venire incontro ai nostri agricoltori siamo disposti anche a fare una manifestazione a Bruxelles per manifestare quelli che sono i nostri diritti. Ci sarebbero i presupposti quindi per tagliare questa cifra e aumentarla? Guardi, l'aumentare la cifra non è solo una questione di allocamento di risorse, dipende da quella che è la strategia politica che tu vuoi mettere in campo. Devo dire che non è che sia stata una bella partenza, perché tutti gli Stati membri, a parte credo la Spagna, non hanno rifinanziato quello che era il capitolato di spesa della PAC, quindi già questo è un elemento che ovviamente ti porta a dover fare con quelle che sono le risorse. C'è stata una decurtazione dovuta anche a quello che era un recupero di risorse rispetto all'investimento del Next Generation EU, quindi PNR e quant'altro. È ovvio che quindi si deve ragionare di quelle risorse lì, ma il problema non è solo la risorsa, è la modalità con cui intendono poi trasferirle e quindi non più dei fondi dedicati ma un calderone unico dove dentro poi trovi di tutto e quindi il rischio è che poi tu hai 27 politiche agricole comunitarie che probabilmente entreranno in conflitto con gli Stati membri, quindi di fatto invece di una semplificazione crea una difficoltà di strategie e di dumping economico all'interno dell'Europa stessa, in un momento in cui non ci vorrebbe, perché abbiamo già subito dazi, abbiamo già subito tutte quelle che sono le difficoltà dei mercati. A proposito di remunerazioni, per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, in caso di grandine ce n'è stata fine ad agosto o in altri periodi? Come siamo messi? Oggi siamo veramente in un momento di difficoltà. Compagnie che oltre ad aver aumentato a livello esponenziale i premi, ovviamente legati alla sinistrosità che è sempre più repentina, abbiamo una difficoltà anche del sistema stesso nell'assistere i nostri agricoltori e quindi il rischio che avvertiamo è quella di un disincentivo all'assicurarsi. Questo cosa può fare? Non può fare altro. I premi sono cari. I premi sono cari, non sempre remunerano nella corretta modalità, tante compagnie rinunciano addirittura di coprire i danni e quindi oggi rischiamo di avere un sistema agricolo che già viene messo in difficoltà da quello che è il cambiamento climatico, che se poi non viene accompagnato anche da una dovuta copertura e quindi anche da un intervento economico sui premi, il rischio è che poi vengano meno le produzioni agricole stesse. Assolutamente, che invece devono ottenere. Come sta andando il settore cerealicolo? In una battuta, 2 secondi. Il cerealicolo purtroppo sta vivendo delle difficoltà in termini di produzione, meno 20% in linea generale tra frumento, orzo, grano duro, ma anche di valorizzazione di quello che è poi il valore stesso sul mercato, sulle borse. C'è un sistema di trasformazione di filiera che non trasferisce reddito, a fronte di aumenti al consumatore subiamo un non aumento della redditività dei nostri agricoltori che rimane ferma. Ai noi. Allora Presidente, grazie molte, grazie Presidente di CIA Veneto, grazie a voi come sempre di averci seguito, noi ci rivediamo presto.